tra i giovani si sta perdendo la tradizione antica della cucina delle nostre nonne. Noi di Old Italian Food andremo alla riscoperta delle antiche trattorie italiane. Salve, gentilmente mi fate assaggiare qualcosa della tradizione napoletana? La frittatina di pasta. Lei mi consiglia la frittatina di pasta? La consiglio. Aggiudicata la frittatina di pasta. Aggiudicate. Salve, Buongiorno, salve. mi darebbe una sfogliatella? Scusate, che vi state a mangiare? Pizza portafoglio. Ah, quasi quasi manco. Dolce o salata? C'è che c'è pure salata? Scusa, Ciao, dimmi. che mi daresti pure una pizza fritta, grazie. Tieni caro, tieni. Bella, bel battilocchio. Come? Battilocchio la pizza tutta qua si chiama. Ricotta, provola, scicoli, pomodoro e Sì, pepe. vado a mangiare, mo Buon ci do. appetito, Ciao. vai. Sì, abbiamo le dolce ricce frolle con la ricotta, semoli canditi e abbiamo anche le salate, salsicce friarelli, ricotte salame. Salsiccia Fiorelli? Sì. Ah, salsiccia Fiorelli, grazie. Certo. Come la dolce, la riccia o la fronna? Ah, proprio, dai. Lo street food napoletano ha radici forti nel proprio popolo. E girando tra le vie della città non puoi fare a meno di essere attratto dalle invitanti vetrine che mostrano delizie della cucina partenopea. Il nostro Emanuele, essendo un gran golosone, è stato attratto da tante prelibatezze e non ha potuto fare a meno di lanciarsi in un tour veloce per assaggiare un po' delle pietanze simbolo dello street food. A Napoli, se vai di corsa, puoi sempre fermarti a mangiare lo street food. Io ho cominciato dal dolce, la classica sfogliatella, ma ho trovato la versione anche salata, salsicce e friarelli, poi frittatina, pizza a portafoglio, pizza fritta, montanara e un coppetiello e sto appena al 50% del cibo alla strada tradizionale. Adesso però non ce la faccio più, mi serve qualcosa per digerire. Oh papà, Buongiorno amore mio. fammi una cortesia, fammi una cazzata a coscia aperta che sto a morire. E mo ti faccio alleggerire quello che ti mangiate pure a Natale. Vai. Che sto? Vai. A Napoli se vuoi digerire ti beve assolutamente la cazzata a coscia aperta. E ti dico la verità, funziona proprio, mi ritornerà fame e continua il mio viaggio con Old Italian Food. Colorata, caotica, dai 1000 profumi e dai 1000 sapori. Napoli è proprio come la cantava Pino Daniele. Una città meravigliosa, piena di tesori da scoprire, il folklore popolare, il buon cibo, le tradizioni. È impossibile conoscere la città partenopea senza tuffarsi nella sua grande cultura culinaria. Ultima tappa, vediamo dove ci porta Emanuele. Quartieri spagnoli, ultima tappa. Un tempo temuti perché frequentati da gente malfamata, ma oggi diventati il centro della movida napoletana. I Vasci, cioè i bassi, piccoli appartamentini al piano terra abitati dal popolo, ma oggi trasformati in locali e ristorantini. Ma solo uno ha mantenuto alta la tradizione napoletana dei Vasci, o Vasci Annunziatina.
Oh! Bello mio, e tu sei venuto a trovare? Sta mamma, vieni. Mamma, guarda che è venuto a ci trovare. Oh, bella mia Nunziatina! Mamma mia! Sempre uguale, sempre bella mia. Che dici? Tutto a posto, tutto a posto. Non me la mangiare, fare Ogni volta che vengo mi sempre lavorare. Beh, dai. Asciutto di mare e dammi una mano a fare il polpetto, che Sì. non già fa parecchio. Ok. Ma quante ne devo fare polpette? Ma no, 60, 120, Sì, 130, tombola. beh, non siamo tanti, noi siamo a mangiare polpetta. Ma dammi un po' di ricetta queste polpette, non si dice. Semplice, allora una bella carne macinata di 2 tagli, poi mette un poco d'aglio, prezzemolo, formaggio romano, preferibilmente romano, beh. che è più gustoso, e pane bagnato in acqua, e che sta in pasti e che sta la polpetta. A parte le polpette, che mi fa mangiare? Ah, aspetta, ma ti faccio vedere, aspetta. Allora, pasta e patate, guarda, pasta e patate, un friariello vicino alla polpetta, una bella zuppulella fritta in 2 zucchero all'ultimo. Questo è un po' di caffè. Ecco. Vabbè, ne ho fatte una ventina, mo' ha chiamato Fabio, continua a farle te. Ah, poi hai trovato la scusa, vieni genere, giusto, ci tu Fabio. così fai. Oh, Fabio, Oh, ma che sei, gratta al calcio? eh sì, un po' di formaggio c'ho. Senti un po' una cosa, ma come ti è venuta in mente di fare sto wascio? Ma noi i quartieri spagnoli anticamente venivano visti come un quartiere malfamato, un quartiere diciamo di pescatori, di marinai, e quando hanno cambiato tutto, hanno fatto ristorantini, locali, io ho deciso di fare qualcosa che manteneva la tradizione. Allora all'interno ho pensato di fare una cena in famiglia, con un unico tavolo e tutti insieme a mangiare con noi. E questo ti fa onore. Sì, vabbè, ma a sta gente che viene a mangiare, ma chi gli dà da mangiare? Allardiato, pasta e patate caprò, salsiccia e friariello, puppette e patate, acqua, vino, dolci e caffè. Pure. Sì, vabbè, ma quando si comincia, oh? Il 8:30, palla al centro. Oggi allora siamo pronti per entrare? Andiamoci, andiamo a pariare. Ciao. Come sta? Sera, a posto. Manuel, vai pure tu, va. Ci siamo a divertire. E no, mo' che ora? Scusa. Però l'importante è ci divertiamo. Oh Angelo, guarda chi ti ha sfruttato. Beh, io preferivo una bella donna. vabbè, però dai, contento, mettete dai. assieme, dai. Come è andato il viaggio a Napoli? Tutto a posto. Che ne mangiate tu? Che mi sono mangiato di buono, mi sono mangiato di tutto. Allora, adesso vi arriva in tavola o piatto che urrera a casa, a pasta e patate caprovola. Il piatto del riciclo, un piatto chiamato così perché veniva fatto con tutti gli alimenti di scarto. Le patate erano le bucce che avanzavano dalle famiglie più facoltose. Lo stesso vale con il lardo di maiale, all'epoca si gettava via, oggi è caro. La provola, prima si mettevano le scorze di formaggi. La pasta stessa, la pasta mista, non è altro che tutta la pasta che avanzava al mulino che veniva regalata. Noi chiamiamo burrere a tavola. Ecco a voi la nostra pasta e patate caprò. E dai! Ragazzi, il consiglio è giratela, fate sciogliere la provola e poi mi dite. A Napoli sai come si dice? Si dice sa da fa pusare, deve riposare. Qui 30 secondi giusti, guarda. E mo' è il momento. Sì, guarda come fila, pare dalla Finlandia. Vado? Vai, mo' è il momento. Una poesia. Hai visto?
piatto povero, sembra uno scrigno di legno, ma quando lo apri dentro c'è sta un tesoro. La magia delle 3P, pasta, patata e provola. Ogni boccone è una sensazione diversa. Chiudo gli occhi e penso lontano e ancora una volta mi innamoro di sta cucina. Sono più cungetta e solo lì calci, sciantosa prediletta, a vita voglieri. Quando mi ributtaia e chiudo poco da agenda mamanaia, mazzetti quantità. Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, sono nato con dei male, metà coppa chi voglio. Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, sono nato con dei male, metà coppa chi voglio. Uè, caro bebè. Guarda qua, e quando mi cacche mi tenevi turba, si sora Il mix perfetto per finire questo mio viaggio a Napoli. Ovascia in unziatina. E che dire? Buon cibo, amore per la tradizione e tanta voglia di divertirsi. A me già mi manca sta città. Ciao belli mia!